Chioggia si prepara ad accogliere la quarta edizione di Cicchettando per Ciosa. Il concorso gastronomico che celebra l'arte del cicchetto, tipico stuzzichino della tradizione veneta, è stato presentato presso la Scuola di Formazione Professionale ENAIP Veneto di Chioggia. L'iniziativa ha il sostegno di ASA, Federalberghi CDS, Chioggia, Delta del Po Saccisica, il Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia, Ascot Balneari, Confesercenti, Mercato Ittico, Consorzio Radicchio di Chioggia IGP e Lattebusche. L'obiettivo è premiare il miglior cicchetto, esaltando le materie prime locali e la creatività degli chef. Una giuria di esperti visiterà i locali partecipanti per degustare e valutare i cicchetti in gara. Ogni proposta sarà giudicata in base a un regolamento che premia l'utilizzo di prodotti ittici e ortofrutticoli del territorio. Tra gli ingredienti protagonisti figurano alici, fasolari, radicchio di Chioggia, moleche e altre specialità locali. Cicchettando per Ciosa rappresenta un'opportunità per promuovere la cultura gastronomica di Chioggia, rafforzando il legame tra ristorazione e prodotti locali. Luigi Ranzato, vicepresidente dell'associazione Riva Vena, ci ha ricordato che Riva Vena era il cuore pulsante delle attività commerciali, una zona viva. Poi c'è stato il lento degrado e il successivo abbandono da parte dei commercianti. Abbiamo voluto ridare un grande slancio in questi ultimi 4 anni. Sono stati aperti molti bacari e ristorantini e altre attività commerciali. Ora è uno spettacolo. Riva Vena è diventata come i Navigli di Milano, un brulicare di gente a passeggio a degustare i cicchetti. Riva Vena è rinata con la sua vivacità e bellezza, diventando i Navigli di Chioggia, e i suoi cicchetti ne sono un simbolo.